La pesca, un'attività economica primaria, un tempo largamente praticata dalle popolazioni costiere della Riviera Ligure, tanto che per secoli è stata fonte di sostentamento per intere comunità, talvolta creando anche ricchezza attraverso il commercio del pesce. Giovannino Bertolino, lei è un ex pescatore di Sestri Levante. Per pescare bisogna conoscere il mare. Lei come faceva a ricordarsi le cose utili per andare a pesca in mare? Per andare a pesca a mare è tutta una questione di cultura, e bisogna acquisire, ma che si riesce ad averla col passare del tempo e acquisendola piano piano. Quando andavo a pescare avevo preso l'abitudine di registrare su dei fogli quello che era l'andamento della notte, e quindi mi trovavo a fine anno ad avere una registrazione, una documentazione di giorno per giorno di tutte le sere che eravamo andati a mare. Su questi fogli segnavo sia il pescato, la zona di pesca, il rilevamento dello scandaglio, come andava la corrente, quanto si guadagnava. Ho una documentazione di quasi 10 anni di questo. Ma qual è la situazione oggi? I tempi sono molto cambiati rispetto ai secoli scorsi e anche rispetto a 50 anni fa. Oggi vivere di pesca è molto difficile e sono sempre meno i pescatori, anche nei paesi costieri come Sestri Levante, dove abbiamo girato queste immagini. Tuttavia la pesca non è solo un'attività economica, è anche cultura del territorio e per questo la sua sopravvivenza va presidiata nel territorio della città metropolitana. Rappresenta proprio un esempio della cultura del nostro territorio, quindi attraverso le tecniche di pesca che sì hanno avuto un'evoluzione ma sono rimaste anche tanto legate a quelle che è la tradizione, ci consentono di portare avanti quella che è proprio la cultura del mare, la cultura ittica dei pescatori del nostro territorio. Oggi in più credo che rappresenti ed inizi a rappresentare da qualche anno anche un'attrazione turistica. Le attività di pescaturismo, di ittiturismo che abbiamo in diversi comuni della nostra città metropolitana sono un elemento appunto anche di collegamento forte con lo sviluppo turistico, oltre che economico, e con la tradizione delle nostre coste. A Sestri Levante, ma ci sono esperienze simili anche in altre località della città metropolitana, alcuni pescatori intraprendenti stanno tentando, per ora con un certo successo, la carta dell'ittiturismo. Il pesce pescato in mare, appena sbarcato a terra, viene immediatamente cucinato in ristoranti gestiti dagli stessi pescatori, che si trasformano quindi in ristoratori. Nicola Chiappara, la barca che abbiamo alle nostre spalle è un peschereccio, quindi una barca da pesca ma anche un ristorante galleggiante, dove voi poi cucinate il pesce pescato con quali tecniche? Allora, noi caliamo le reti la sera, sono reti da posta, sono principalmente tremagli, soprattutto in questa stagione, che ci permettono di prendere il pesce che ci serve poi nel weekend da servire ai nostri ospiti. Questo è l'ittiturismo. Questo è l'ittiturismo, esatto. L'ittiturismo è paragonabile, diciamo, a quello che può essere l'agriturismo, e appunto ci permette di servire i nostri prodotti direttamente dal produttore al consumatore. Tommaso Chiappara, siamo stati sulla barca da pesca dove voi avete pescato e adesso questo pesce appena pescato dopo pochi minuti verrà cucinato. Esatto, è un po' lo stile dell'ittiturismo. Abbiamo pescato delle triglie, abbiamo preso le seppie, abbiamo preso una bella ricciola che adesso lo chef Alessandro Dentone trasformerà per noi in un bellissimo piatto. Tommaso che ci porta un bel pesce appena pescato, qui dagli amici della Pelagica, una bella ricciola. Facciamo una millefoglie di ricciola, polenta, carciofi, accompagnata da una crema di patata e tapenade di olive, quindi di polpa di olive. Quindi abbiamo proprio tutti i sapori assolutamente della nostra regione e del nostro territorio. Un filino d'olio sopra, che sta sempre bene.
il nostro piatto, una girata di pepe e il nostro piatto è pronto. A Sestri Levante qualcuno è andato anche oltre l'ittiturismo, aggiungendo alla pesca a chilometro zero anche la viticoltura, non a chilometro zero ma quasi. Angelo Ciotoli, infatti, in origine ristoratore, ha prima rimesso in sesto una barca da pesca con cui pesca direttamente il pesce che cucina e poi ha impiantato una vigna a Vernazza, nelle Cinque Terre, con cui produce il vino che serve in tavola sulla spiaggia. Chilometro zero che è rappresentato qui dal fatto che la spiaggia entra dentro questo locale. Come è stato possibile? Ma diciamo che sono stato fortunato perché ho avuto la possibilità di coniugare le mie passioni. Essendo nato qui a Sestri, avendo sempre lavorato sulla spiaggia e con la passione della pesca, non ho fatto altro che svilupparla. Sono nato come ristoratore e poi ho allargato la passione della pesca, quindi sono andato a pescare ed è venuto naturale poi prendere il mio pesce e cucinarlo all'interno del locale. E quindi coniugando queste mie passioni sono arrivato a farmi il vino per me, che do ai miei amici e ai miei clienti qua e li servo insieme al pesce che servo qui in riva al mare sulla spiaggia. D'estate metto dei tavolini proprio qua e un cliente si può mangiare il suo pesce con indirizzo, perché da qui vedi dove è stato pescato. A promuovere la salvaguardia della cultura della pesca è anche il Museo di Sestri Levante, che svolge il ruolo di memoria della comunità. Fabrizio Benente, direttore del Musel, il Museo di Sestri Levante. Che cosa c'entra un museo con una barca da pesca come quella che abbiamo alle nostre spalle e sulla quale tu ci hai accompagnato in questo giro? Il museo c'entra nel momento che innanzitutto è un museo in cui si racconta la storia, la tradizione, la memoria di Sestri del territorio e la storia, la tradizione si proiettano nel futuro proprio con le attività che oggi abbiamo visto in essere a Sestri e abbiamo visto direttamente in mare, dove in qualche modo si replica in tempi moderni una lunghissima tradizione del borgo di Sestri e nelle attività di cucina dove si riproduce con le ricette moderne, con le elaborazioni moderne, gli antichi saperi della cucina dei nostri posti.